Maxi razzia di biciclette costose in un negozio di Paesi, i ladri si sono calati dall'alto, bottino 16.000 euro per il titolare, l'ennesimo colpo, basta, mi trasferisco. A Casera il cordoglio per la morte del 55enne negato ieri in una canaletta di Strana mentre si accingeva alla lettura del contatore dell'acqua, la procura attende gli accertamenti di Spisal e Carabinieri. Una 42enne trevigiana è riuscita ad ammaliare un ricco imprenditore dell'Alta Padovana, ma quando l'uomo ha interrotto la relazione lei lo ha ricattato 150.000 euro, altrimenti dico tutto a tua moglie. Al via il cantiere per il nuovo iper nell'area dell'ex Marazzato a Treviso, 50.000 metri quadrati che fanno tornare le polemiche su cementificazione e viabilità. Improvviso rovescio nel pomeriggio, autocisterna si ribalta in A4, tratto Portoguerro Cessalto chiuso e traffico nel caos in direzione Venezia. Turismo in costante crescita nella Marca per hotel ma anche agriturismi, in particolare il cicloturismo dall'Europa del Nord, il successo della Green Way lungo il Sile. Ieri le prime cerimonie, al via il 34esimo raduno nazionale dei Fanti, la marcia delle brigate arriverà a Vittorio Veneto domani. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca. Parliamo di sicurezza e di una razzia che colpisce per l'ennesima volta un negozio di biciclette costose a Paese, il negozio D'Alzilio. Dicevamo è l'ennesimo colpo, questa volta i ladri si sono calati dall'alto, un bottino di 16.000 euro e ovviamente c'è molta amarezza tra i titolari. Non sappiamo più come difenderci di fronte a questi malviventi. Per il negozio di vendita e noleggio biciclette l'incubo di essere derubati continua. Così ci rispose a metà marzo Marco D'Alzilio, titolare della Cicli D'Alzilio di Castagnole di Paese lungo la Feltrina. Ed ora, a 2 mesi di distanza, i malviventi sono tornati. Nella notte tra martedì e mercoledì dei ladri acrobati, dopo essere saliti sul tetto dello stabile, si sono calati all'interno, riuscendo così a trafugare 17 biciclette di vario tipo e marca. Il bottino del furto ammonta a circa 16.000 euro. Nel marzo scorso invece la banda era riuscita in pochi minuti a rubare 22 biciclette di grande pregio per un bottino che sfiorava i 50.000 euro. Quest'ultimo raid è il quinto colpo in un anno. Siamo bersagliati, ci ha detto Marco D'Alzilio, titolare della ditta, raggiunto al telefono. Da qui ce ne vogliamo andare, così non si può più lavorare. Professionisti in grado di rivendere le 2 ruote in qualche paese all'estero, malviventi che stranamente sanno quando colpire. Per riuscire a compiere un furto in tempi così rapidi erano almeno in 5 o 6. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Paese. Torniamo a parlare ora della tragedia di Strana, l'abbiamo raccontato ieri, l'ennesima tragedia sul lavoro con la morte di Flavio Santoro, il 55enne annegato nella canaletta, un dolore che rimbalza non solo a Spinea dove era originario ma anche a Casier, ovviamente dove risiedeva e dove la comunità si stringe attorno alla famiglia. Una morte assurda che lascia molti interrogativi. Flavio Santoro, 55 anni, originario di Spinea, ma residente a Casier, doveva leggere i contatori dell'acqua quando gli è cascato nella canaletta lo zainetto. È stato un attimo, l'acqua bassa, la corrente però era forte, molto probabilmente ha pensato di riuscire a prenderlo. Dentro aveva tutti gli effetti personali, comprese le chiavi della macchina. Così ha deciso di togliersi le scarpe ed entrare nella canaletta. È stato un attimo, una tragedia. Il fondale viscido gli ha fatto perdere l'equilibrio, poi la corrente lo ha trascinato fino ad un sifone. Ha chiesto aiuto ad alcuni lavoratori di un cantiere che hanno provato con tutte le forze a tirarlo fuori, ma quando lo hanno raggiunto per Flavio non c'era più nulla da fare. A Casier, balconi della casa sono chiusi, il dolore immenso della moglie e della figlia di 12 anni. Il sindaco Miriam Giuriati. Mi immagino solo cosa possa essere per quella mamma e per quella signora, per quella sposa che ha salutato il marito al mattino per andare a lavorare, per quella figlia, e poi è arrivata la tragica notizia. Ora la procura attende gli esiti delle perizie e delle verifiche effettuate dallo Spisal. Per il momento nessuna persona risulta iscritta nel registro degli indagati, ma questa è l'ennesima tragedia sul lavoro. Ultimamente i dati sono da guerra civile, quindi per carità sì. Ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con il mio assessore sociale proprio su questi temi. Sono dati che fanno davvero paura, non si capisce un Veneto che è sempre stato attento, che è sempre stato al fianco dei lavoratori
Non è possibile che si esca al mattino per andare a lavorare, portare a casa lo stipendio per la propria famiglia e non si torni più alla sera. Da un anno circa abitava a Casier una persona cordiale, sempre disponibile, così lo descrivono i vicini che non riescono a capacitarsi per quanto accaduto. I carabinieri stanno ricostruendo quella che ormai sembra davvero una tragica fatalità. Dammi 150.000 euro, dirò tutto a tua moglie. Così una 42enne, una affascinante 42enne trevigiana ha ricattato l'amante, un facoltoso imprenditore dell'Alta Padovana, ma il ricatto non è riuscito, la donna è stata arrestata. Aveva ammagliato un ricco imprenditore dell'Alta Padovana. Lei, 42enne trevigiana, dotata di molto charme e ben inserita nel mondo dell'imprenditoria locale, era riuscita ad avvicinare e conoscere l'industriale. In poco tempo tra loro era nata una focosa relazione, facendosi pagare dall'uomo anche viaggi e vacanze all inclusive. Una storia passionale durata fino a quando l'uomo ha detto alla 42enne di voler interrompere il rapporto. Ma la donna, per nulla afflitta, ha pensato bene di passare dalle effusioni al ricatto. Così ha detto all'industriale di consegnarle 150.000 euro in cambio del suo silenzio. Insomma, non avrebbe spifferato la moglie della storia e non avrebbe diffuso segreti di profilo economico. L'azione intimidatrice della donna sarebbe durata diverse settimane, con minacce fatte a voce, ma anche con diversi SMS al telefonino dell'imprenditore. L'uomo ha così deciso di andare dai carabinieri e sporgere denuncia. La trappola è scattata poco dopo, quando l'industriale ha fissato un appuntamento con la donna per consegnarle la prima tranche di soldi, circa 20.000 euro. L'incontro era in una stazione di servizio dell'Alta Padovana, ma quando la bella signora ha preso i soldi, ad aspettarla c'erano anche i militari di Cittadella che l'hanno arrestata. L'accusa è di estorsione. Ancora disagi al traffico, un altro pomeriggio da dimenticare, ancora una volta in A4 dopo le 15:30, quando c'è stato un incidente perché una autocisterna che trasportava alimenti si è rovesciata sulla carreggiata senza perdere fortunatamente il carico a causa della pioggia fitta. Soprattutto si sta ricostruendo in questo momento la dinamica, è accaduto, come dicevamo poco dopo le 15:30, fra Portoguaro e Cessalto in direzione Venezia, ed è stato anche chiuso il tratto tra Portoguaro e Cessalto. L'autista ferito lievemente è stato medicato dal 118, tempestivi gli interventi del personale di Autovie Venete, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, ma ovviamente le operazioni di rimozione del mezzo hanno portato a numerosi pesanti disagi per il traffico in direzione Venezia. Adesso apriamo la pagina della politica partendo da ciò che sta accadendo a Roma in queste ore. Oggi è la giornata delle consultazioni per il Premier incaricato Giuseppe Conte, che vede dunque i partiti. Nel Toto Ministri la rappresentanza veneta sembra limitata probabilmente a un dicastero, mentre rassicurazioni però arrivano sul tema maggiormente caro ai veneti, ovvero l'autonomia. Sentiamo. Passa attraverso l'autonomia la forza del nuovo governo in Parlamento. Infatti dalle consultazioni di oggi il primo ministro incaricato dal Capo dello Stato ha incassato i primi sì al voto di fiducia e tra questi in Senato gli eletti dal Tirolo e dalla Valle d'Aosta. Un segnale forte per il professor Giuseppe Conte, che almeno in casa non vuole giocare da difensore. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Una frase che comunque passerà alla storia italiana come definizione del governo del cambiamento, che comunque parte in salita già dalle scelte dei ministri, ad iniziare dal professor Paolo Savona, decisamente poco gradito all'Europa e pare anche al Quirinale. E anche il Veneto ha guardato e guarda con attenzione la continua partita a scacchi tra i partiti che si svolge dietro le quinte dei riti romani. La scacchiera tra Grillini e Carroccio, in un'alleanza che sa molto di pace armata, visto che l'Unione Romana viene smentita dalla feroce opposizione tra i due schieramenti a Venezia. L'altro tavolo è quello all'interno del centrodestra, a parti invertite, ovvero distanti a Roma quanto alleati localmente. Paradossi della politica che rendono fragile questa legislatura ancor prima dell'annuncio dei ministri. E anche qui in Veneto si aspetta molto, anche se le indiscrezioni pare invece gli diano poco spazio per il governo nascente. L'unico nome in corsa sarebbe Lorenzo Fontana, deputato leghista veronese con studi universitari padovani. Per lui forse i trasporti o l'agricoltura, mentre sarebbe sparito l'altro veneto papabile in quota 5 Stelle, ovvero il montebellunese Riccardo Fraccaro.
Gli altri nomi girano tra i tavoli ufficiali delle delegazioni di Via del Vicario e quelli informali dello storico caffè Giolitti, dove pare già tanti onorevoli veneti di tutti gli schieramenti, maggioranza e opposizione, si stiano ritrovando per definire un punto comune che è il tema dell'autonomia. E tra i tanti perplessi sulla mancanza di federalismo fiscale nel contratto di governo, una rassicurazione da Roma arriva direttamente da uno dei 40 componenti della commissione speciale alla Camera che sta esaminando gli ultimi atti del governo Gentiloni e quindi anche i contatti per l'autonomia del Veneto. L'onorevole Federico D'Inca. Il tema dell'autonomia è uno dei temi più importanti della prossima legislatura. Noi vogliamo rispondere con questo governo del Movimento 5 Stelle e della Lega alle tante richieste da parte della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna di poter avere la sussidiarietà verticale, cioè il legislatore vicino al cittadino per rispondere in modo più veloce alle esigenze del territorio. Ecco perché fin da subito faremo squadra per far sì che l'autonomia del Veneto diventi realtà. Dalla politica nazionale, con i suoi riflessi ovviamente anche nel Veneto, alla politica locale, alle amministrative di Treviso, la corsa Calciogara 2018, tra i tanti temi di dibattito ci si infiamma anche ovviamente su quello della viabilità e della cementificazione, soprattutto dopo l'avvio dei cantieri per la realizzazione del nuovo iper da 50.000 metri quadrati nell'area ex Marazzato. Il primo affondo è del Movimento 5 Stelle. Cambia l'orizzonte tra la tangenziale e l'aeroporto Canova. Spariti gli edifici della storica concessionaria Marazzato, ora le ruspe sono al lavoro per innalzare il nuovo centro commerciale a ridosso della città. E con il nuovo cemento si rinnovano le polemiche per un piano che secondo cittadini ed associazioni, ma anche il Movimento 5 Stelle e il candidato per Treviso Domenico Lo Sapio, non serviva e che penalizzerà ulteriormente non solo il piccolo commercio, ma anche la viabilità di tutta la zona. 50.000 sono i metri quadrati dove sta crescendo l'operazione edilizia a fini commerciali più importante degli ultimi 20 anni, che secondo le voci critiche impoverirà ulteriormente il centro storico in quello che viene definito l'effetto a piani. Uno spostamento dell'asse commerciale con forti penalizzazioni, considerando, sottolineano i residenti, che già ora la viabilità è del tutto insufficiente per il vicino aeroporto. In più, il piano di intervento prevede la realizzazione di una rotatoria di collegamento con il centro commerciale e di un'altra di smistamento del traffico davanti allo scalo aereo, con il risultato che dalla tangenziale al Canova in meno di 1 chilometro ci saranno 3 rotatorie. Decisamente troppo per un'arteria primaria come la Noalese, dove ogni giorno passano oltre 2.200 veicoli all'ora, e segno di un intervento decisamente rappezzato, concludono i 5 Stelle e le associazioni contrarie al progetto. Intanto i lavori iniziati senza clamore porteranno alla realizzazione del primo blocco entro la fine del prossimo anno, mentre la conclusione del cantiere è prevista per il 2020. Il futuro sono 11.000 metri quadri di negozi, parcheggi ma anche verde e un campo da pallacanestro. Il presente è il supermercato discount aperto tra i vecchi capannoni per non perdere le autorizzazioni, dove forse proprio per questo si trova tutto a buon prezzo, sconti e capannoni comunque destinati a non durare. E dunque un attacco per la realizzazione di questo ipermercato, un attacco diretto ovviamente del Movimento 5 Stelle alla Giunta attuale, alla Giunta Manildo che oggi invece ha risposto parlando di quello che accadrà nei quartieri, altro tema caldo di questa campagna elettorale, indicando come verranno utilizzati i 14 milioni di finanziamento da Roma. Abbiamo fatto i 5 progetti definitivi per realizzare e concretizzare i soldi arrivati col bando periferie, 14 milioni e mezzo di euro, sono dei progetti importanti. Nonostante l'incertezza romana, il sindaco Manildo ha portato a casa i fondi per migliorare le periferie e sono tanti i 14 milioni di euro che verranno impiegati totalmente per i cittadini. Ecco alcuni esempi. La pista ciclabile che collega Fiera, Selvana, Santa Maria del Rovere, la riqualificazione degli impianti sportivi delle acquette di Selvana e la riqualificazione del Parco Eolo che diventerà un posto vivo per un centro di aggregazione, di sport e di movimento per tutti i cittadini. Trevigiani al centro dell'azione degli scorsi 5 anni dell'amministrazione Manildo, con il sindaco che ora chiede ai cittadini il consenso per un nuovo mandato che servirà a completare l'idea della Treviso rinnovata partita con le scorse elezioni nel 2013.
E nel rinnovamento continua il percorso di apertura verso le nuove forze economiche che valorizzino luoghi dimenticati della città. Dopo la Coldiretti, con il mercato di Piazza Giustiniani, ora è la volta di Villa Margherita, da troppo tempo chiusa dopo il trasferimento del comando dei Carabinieri. Oggi una visita eccezionale, ha dato seguito a degli incontri, a dei colloqui che abbiamo avuto Carlin Petrini, presidente di Slow Food e di Slow Food International, per vedere di attivare insieme una collaborazione per la gestione, l'utilizzo e la riqualificazione degli spazi di Villa Margherita, quindi una buona prospettiva per l'utilizzo di questa villa e di questo parco meraviglioso. Infine oggi la firma definitiva del passaggio del Palazzo Prefettizio allo Stato. Abbiamo firmato il contratto con Invimit per la cessione alla società di gestione del risparmio del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno acquistato il palazzo della Prefettura, quindi la Prefettura potrà continuare a rimanere in centro e noi abbiamo avuto nuove risorse importanti per il Comune di Treviso. E intanto l'avversario, uno degli avversari alla corsa cassugana di Manildo, ovvero il candidato del centrodestra Mario Conte, replica proprio Manildo sugli interventi nelle periferie, ma non solo. Un Conte che denuncia l'assenza dell'amministrazione per quelle che definisce ironicamente le asfaltature elettorali. Il sindaco Giovanni Manildo ha detto che nel secondo tempo ci sarà spazio anche per i quartieri, segno evidente che in questo primo tempo i quartieri sono stati dimenticati. Noi partiremo fin dall'11 di giugno a dare attenzione a quelle periferie. Sono le periferie il campo su cui si gioca la partita per il sindaco di Treviso. Lo sa bene l'attuale primo cittadino che in Risciò sabato ha distribuito personalmente il programma elettorale. Lo sa da tempo il candidato della Lega che dell'opposizione per 5 anni ha raccolto le lamentele dai quartieri. Una lista di cose da non fare che parte dai ghetti. Non vogliamo più quartieri dormitorio e vogliamo favorire appunto il collegamento tra periferia e centro storico. Non vogliamo penalizzare il centro, ma semplicemente non vogliamo più che ci siano cittadini di Serie A e di Serie B. Chi vive a Canizzano deve essere trattato equamente come chi vive in Piazza dei Signori. Candidato Conte che continua il suo giro nelle case dei trevigiani, come testimoniano le foto postate sui social. Un affetto straordinario, segno anche evidente che fino adesso c'è stata tanta mancanza di dialogo e proprio uno degli elementi che mi evidenziano i cittadini è questa mancanza anche dell'amministrazione nei territori. Una corsa all'ultimo consenso quindi con l'ennesima stoccata di Conte a Manildo sui temi dimenticati dall'attuale amministrazione. Sul tema della sicurezza sicuramente è un tema molto sentito da parte dei cittadini e poi la riqualificazione dei quartieri che in questo mandato è stata assolutamente dimenticata. Conte che non risparmia critiche nemmeno all'assessore Michelani, a quelle che il candidato leghista definisce le asfaltature elettorali di Santa Bona. Ci vorrebbero forse le votazioni ogni mese e così i cantieri partirebbero in continuazione. Credo però che l'intelligenza dei cittadini sia tale da capire che queste sono manovre meramente elettorali, che quindi non c'è nessuna programmazione, nessuna volontà di cercare di migliorare appunto i quartieri. Intanto, come sappiamo, c'è un filo, diciamo, ideale che lega o potrebbe legare l'alleanza a Roma, anche se non la chiamano alleanza ma contratto, tra Lega e 5 Stelle, ma è un filo che per Domenico Lo Sapio, il candidato del Movimento 5 Stelle, non può esserci a Treviso. Chi pensa che questa alleanza a Roma possa portare dei benefici, soprattutto in chiave di ballottaggio, ebbene arriva l'opposizione di Domenico Lo Sapio. Arriva questa opposizione nelle parole che ha detto in una puntata di 20 e 10 che vedrete in onda martedì prossimo proprio su Antena 3. E vediamo proprio un'anticipazione di quella puntata nella quale il candidato Lo Sapio risponde proprio alla domanda sull'effetto che potrebbe avere l'alleanza di Roma su Treviso. Sentiamolo. Fa meno opposizione a Mario Conte in questa campagna elettorale? No. Avete trovato punti di contatto? Ma devo dire che non ne ho trovati molti e se ci sono credo che sono quei punti di contatto che da tutti i dibattiti pubblici che stiamo affrontando vedo essere comuni un po' a tutte le liste. Poi ovviamente ognuno ha la propria ricetta, diciamo così, per affrontare diversi punti, e su certi punti devo dire che soprattutto nei confronti del centrodestra abbiamo visioni molto, molto differenti. Quello che è successo a Roma la imbarazza, lei lo condivide, ha votato sì al contratto? Devo dire che forse non c'erano molte altre possibilità, nel senso che dobbiamo tutti ricordare da dove siamo partiti, da una legge elettorale
discutibile, diciamo così, che è stata fatta apposta per andare contro il Movimento 5 Stelle, che tutti i sondaggi dicevano avrebbe stravinto le elezioni, e di conseguenza questa situazione è dovuta esattamente a questa legge elettorale che gli altri partiti hanno voluto. Io credo che quello che ha fatto il Movimento è stato qualcosa che va incontro al bene del Paese, cercare di fare qualcosa per il Paese. L'alternativa era tornare ad elezioni con la stessa legge elettorale, quindi credo che Nessun effetto su Treviso e la sua candidatura, le vostre candidature dunque? Per quello che riguarda noi, nel senso di diverso atteggiamento rispetto ai nostri concorrenti, assolutamente no. Chi si prenderà una brevissima vacanza per questa campagna elettorale, in questo weekend a Treviso, sarà Giancarlo Gentilini, che ormai è vicinissimo al sì con la sua Maria Assunta Pace, per quello che viene già definito il matrimonio dell'anno. L'appuntamento non sarà a Casugana, sabato, dove lo sceriffo ha unito in matrimonio centinaia di coppie da tutto il mondo. Ha deciso per un altro municipio lontano da Treviso per maggiore tranquillità, e così la cerimonia si svolgerà a Viano, comune leghista della Rossa Emilia Romagna. Alle ore 12 di sabato saranno uniti quindi in matrimonio dal sindaco Giorgio Bedeschi, anche se c'è chi sostiene che alla fine il pubblico ufficiale sarà uno dei fedelissimi dello sceriffo. Poi ci sarà anche il banchetto per i novelli sposi, la stretta cerchia di invitati. C'è da giurarci che in tanti scenderanno dal Sile varcando lo storico confine del Po pur di vedere il matrimonio dello sceriffo, davvero un evento insomma che viene atteso da molti trevigiani. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, con la cronaca di nuovo per parlare dell'anziano dispresiano che a lungo ha perseguitato i suoi vicini di casa. Benvenuti al condominio Inferno. Pare ci fosse anche questo cartello all'entrata della palazzina di Spresiano, diventata invivibile per via delle intemperanze di uno dei residenti. Il diavolo in questione sarebbe un 78enne che per ben 6 anni avrebbe tenuto in scacco i vicini a base di agguati, dispetti e furiose liti diventate pressoché quotidiane. Almeno queste sono le testimonianze di una serie di residenti sfociate in una denuncia per stalking, lesioni e violenza privata con tanto di rinvio a giudizio e il relativo processo in corso in tribunale a Treviso. 6 anni di vessazioni da parte dell'anziano, con vittime in particolare i vicini di Pianerottolo, e tra questi anche un 79enne che aveva cercato di mediare tra l'anziano molestatore e una delle coppie prese di mira con percosse al marito, fino in un caso al pronto soccorso, ma soprattutto insulti pesanti alla moglie ogni volta che questi uscivano di casa. Con il pacere confinante di appartamento, il molestatore ha iniziato una vera e propria guerra a base di insulti, ma anche di ogni tipo di rumore a qualunque ora del giorno e della notte. Inevitabile l'ennesima denuncia che ha fatto scattare la macchina giudiziaria e ha portato il 78enne stalker condominiale sul banco degli imputati. Ora parliamo del turismo della Marca, un turismo in costante crescita, con numeri che fanno sorridere ovviamente hotel e ristorante, ma anche agriturismi e bed and breakfast, e una fetta crescente è quello del cicloturismo dall'Europa del Nord, e la Marca trevigiana ha un'arma in più, cioè la Green Way del Sile. L'ultimo arrivo è di una delegazione dalla Cina che rappresenta oltre 500 milioni di potenziali turisti alla scoperta di Treviso e dalla Marca. Tour operator che stanno abbinando Venezia al territorio trevigiano, promuovendo oltre alla storia della Serenissima l'offerta enogastronomica sempre più apprezzata da tutto il mondo. Del resto la Marca è sempre più terra del prosecco, ad oggi l'ambasciatore più efficace soprattutto nel nord Europa. E non a caso gli ultimi dati sulla ricezione e presenza straniera in Veneto danno Treviso e Vicenza in costante crescita rispetto alle altre province. E tra i turisti lievita quello dal nord, in sella alla bicicletta. Ecco perché la regione punta ad incentivare le due ruote. Noi stiamo puntando molto sul cicloturismo, stiamo puntando molto sul turismo lento e green, verde sul territorio, creando nuovi prodotti turistici. Sono soprattutto i tedeschi ad utilizzare la bicicletta per questa forma di turismo lento che ora nella Marca può contare su una nuova tratta totalmente attrezzata. Ad oggi sarà possibile, per esempio, da Treviso arrivare direttamente a Jesolo, quindi 52 km di pista attrezzata, segnalata, lungo l'ansa del Sile, e quindi con scorci stupendi che saranno a beneficio degli abitanti, dei cittadini, dei vari paesi tra cui Treviso, ma soprattutto dei turisti che stanno arrivando sempre più in massa nella nostra città.
Ed ora il raduno dei Fanti che ormai entra nel vivo dopo l'inizio di ieri. È entrato nel vivo il 34esimo raduno dei Fanti a Vittorio Veneto. Mercoledì il primo appuntamento a Cima Grappa per un ricordo dei caduti del Sacrario. Da qui il pellegrinaggio verso la città della vittoria, ripercorrendo la linea del fronte dopo la disfatta di Caporetto, seguendo dunque l'alveo del Piave fino a Nervesa della battaglia, poi su verso Vittorio Veneto. E peraltro la sfilata prevista domenica a Vittorio Veneto è sotto osservazione da parte domani dell'ultimo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in prefettura a Treviso, ovviamente perché tutto si svolga nella massima sicurezza. Del raduno dei Fanti che domani arriveranno a Vittorio Veneto dopo la lunga marcia, abbiamo parlato ieri sera a 20:10 tra gli ospiti Pietro Prete, presidente provinciale dei Fanti, e sentiamo le sue parole. I ragazzi questa mattina sono partiti da Cima Grappa e sta scendendo a piedi lungo le dorsali, sta raccogliendo e sta chiamando a raccolta tutti i caduti dei vari sacrari. Stanno dicendo loro: venite con noi, venite a Vittorio Veneto, perché assieme sfileremo lungo le vie della città santa di Vittorio Veneto, lungo le vie della vittoria. Si stanno preparando perché a Vittorio Veneto ci saranno le 116 brigate che hanno combattuto nella Grande Guerra. Si stanno preparando perché saranno dietro agli striscioni che rappresentano la loro brigata. Stanno venendo giù e si stanno preparando per seguire lungo Viale della Vittoria a Vittorio Veneto la nostra sfilata. La sfilata si compone di 4 settori. C'è un primo settore dove ci sono naturalmente le autorità, secondo settore dove ci saranno tutti i nostri amici, associazioni d'arma, eccetera, e poi c'è un terzo settore, il settore del ricordo, il settore della commemorazione dei caduti, e un quarto settore poi che è un settore simbolico dove tutti i nostri soci assieme a tutti quelli provenienti da tutte le parti d'Italia sfileranno assieme, proprio perché abbiamo voluto dare un significato profondo a questo nostro raduno, che è un raduno completamente diverso da tutti gli altri, sia i nostri raduni come pure anche i raduni delle altre nostre consorelle associazioni d'arma. E noi continueremo a seguire ovviamente questi festeggiamenti, questi eventi, poi domenica sera alle 21:15 vedremo uno speciale proprio dedicato alla sfilata di domenica del raduno dei Fanti. Siamo in chiusura, però vi ricordo 20:10 fra pochissimo per parlare con i nostri ospiti Federico Carrera, assessore regionale al turismo, e poi Paolo Camolei, assessore al commercio e alle attività produttive del comune di Treviso. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati. Arriva l'anticiclone Scipione e sarà bel tempo e caldo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 25 maggio. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese. Temperature in aumento con minime comprese tra 14 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 29 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane potrebbero verificarsi deboli piovaschi sui monti dell'Udinese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Anche in questo caso le temperature risulteranno in aumento, con le minime comprese tra 16 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi.
Non cambia molto la previsione se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori della regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso con qualche addensamento generalmente innocuo sui settori più meridionali. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.